illustri colleghi, cari amici, buonasera. Questa sera c'è una puntata, potrei definire così, significativa del ciclo di conferenze che l'Accademia di San Luca da tempo abbastanza recente ha promosso sotto il titolo credo assai significativo, di La Visione. Naturalmente con questo termine si vogliono intendere tante cose. La visione è naturalmente uno strumento non irrilevante per la conoscenza delle arti figurative ed è nel contempo un termine facilmente leggibile in chiave teoretica, filosofica, fisica, ovviamente, per indicare dunque da un lato il punto di vista, dall'altro la concezione che numerosi studiosi invitati a questo ciclo ed esperti di diversi settori dell'umano sapere propongono alla nostra attenzione subspecie artistica. Mi permetto soltanto di ricordare che abbiamo avuto qui già 3 presenze significative. Una è quella di Richard Penrose, il premio Nobel per la fisica, che ha registrato una conferenza che è visibile sul sito dell'Accademia di San Luca di notevole interesse sia per chi è cultore di studi artistici, sia per chi è competente nel campo della fisica, della matematica. Naturalmente la conferenza del professor Penrose veicolò numerosi concetti di questo ambito di conoscenza in un modo però abbastanza accessibile a chi per avventura come il sottoscritto non sia edotto adeguatamente di quelle discipline. Tenne una conferenza estremamente suggestiva il professor De Rosa, Agostino De Rosa, proprio su una tematica che è quanto di più dialettico si possa immaginare rispetto al concetto della visione, cioè l'ombra, il buio, la percezione sia da un punto di vista visivo sia da un punto di vista speculativo di questa oscura dimensione della conoscenza che è comunque sempre si bilancia sempre con quella invece del nitore della chiarezza. La professoressa Giacomella Orofino poi seguì, docente di studi tibetani, una esperta del mondo della filosofia buddista, che tenne una dotta conferenza su queste tematiche. Oggi il professor Viktor Stoichita, storico dell'arte, di grande fama, dalla lunga carriera di docente e di studioso. Stoichita è oso dire, una figura emblematica in questo senso di una persona che dalla nativa Romania è poi venuto in Italia, si è formato non poco nell'Università Italiana e poi però ha ampliato i suoi studi in vari grandi centri del sapere, dalla Francia all'Inghilterra, all'America, dove ha esercitato la sua docenza e adesso all'Università di Friburgo ora è come dire, docente onorario di questa università ed è legatissimo all'Italia, ma nello stesso tempo i suoi studi, numerosi e di grande interesse, molti sono tradotti in lingua italiana e quindi facilmente accessibili a ogni interessato. Alcuni non lo sono ancora, ma presto lo saranno e quindi l'occasione è rimarchevole. Il professor Stoichita è accademico dei Lincei e domenica prossima terrà tra l'altro una lezione all'Accademia dei Lincei. Questo fatto è per noi, e quando dico noi intendo l'Accademia di San Luca, è un fatto rimarchevole, perché sappiamo bene come nella lunga storia di queste 2 istituzioni vi sono continui rapporti e interferenze anche di notevole peso tra l'Accademia di San Luca e l'Accademia dei Lincei. Il fatto dunque che un accademico dei Lincei, che
tra brevissimo parlerà in Accademia dei Lincei, e ora sia ora qui, nell'ambito del nostro ciclo della visione, è un dato significativo, proprio culturalmente ed eticamente parlando. C'è qualche cosa di molto importante, noi crediamo in alcuni filoni di studio, di ricerca, di colloquio, che l'Accademia di San Luca sta già da tempo reintrecciando, consapevole di una sua tradizione insigne e che viene continuamente rinverdita. Noi vi siamo grati di partecipare a questo incontro. Adesso Marco Tirelli, che tra pochissimo assumerà la presidenza dell'Accademia, ancora è presidente il maestro Paolo Icaro, e Marco Tirelli ci introdurrà in modo un po' più stringente sulle tematiche che il professor Stoichita tratterà. Ci parlerà molto di Giotto, dello sguardo di Giotto, e farà riferimento a molti interlocutori, ma due veramente significativi per essere convocati nello stesso agone di pensiero, cioè Vasari e Lacan, il grande psicanalista francese, un personaggio monumentale, per così dire, esattamente come monumentale è stato Vasari. Grazie quindi, cari amici, e adesso il presidente Tirelli prende la parola. In realtà non ho tanto da dire perché dobbiamo lasciare spazio al nostro ospite. Giusto, certo. Dicevo, non ho molto da dire perché dobbiamo lasciare spazio al nostro ospite, e solo per riagganciarci un po' a quello che diceva il nostro Claudio, il segretario generale dell'Accademia. Cioè, noi abbiamo pensato a questa serie di incontri con personalità del loro campo, ma in generale della conoscenza, nell'ambito di una generale idea di affrontare il tema della visione come cosa vuol dire guardare il mondo e rappresentarlo, cosa vuol dire figurarlo dentro di noi e rappresentarlo nel caso dell'artista o colui che trasforma in parola l'immagine. Immagine può essere mentale, può essere visuale, ma è la rappresentazione del mondo. Cioè, che cos'è un'immagine? Sono dei temi che per l'artista, ma forse per tutti noi, più o meno evidentemente sono centrali, perché vuol dire cosa sto guardando, cioè dove, per esempio, finisce il mio sguardo e inizia la realtà, perché ogni volta che noi ci rapportiamo con la realtà, noi la condizioniamo, la trasformiamo per il nostro, a parte proprio meccanicamente per come funzionano gli occhi, che sono due piccole macchine fotografiche che quindi si adattano alla realtà a seconda di come sono strutturati. Io ho bisogno di un paio di spessi occhiali perché la realtà si modifica altrimenti sotto i miei occhi, ma anche proprio concettualmente per la nostra storia, la nostra identità. Noi condizioniamo continuamente quello che guardiamo. La luce condiziona lo spazio in cui siamo. Un'ora fa questa stanza era irrorata di luce, adesso siamo precipitati in un'atmosfera in cui ci si riconosce, si appare, quasi ci si rivela. E chi, credo meglio di Victor, può affrontare temi del genere, che ha fatto come campo di azione esattamente questo, cioè cos'è lo sguardo, cos'è il nostro rapporto col mondo, ovviamente con una concentrazione forte sull'arte, ma ci accorgeremo, immagino anche oggi, che l'arte è sempre stata qualcosa che ha guardato il mondo, quindi è una traslazione del mondo in qualche modo, e diventa essa stessa mondo. Quindi se noi guardiamo la storia di Viktor Stoichita, è una storia assolutamente trasversale per gli elementi che riesce a mettere nel suo lavoro,
che partono dall'antropologia, la semiologia, ovviamente la storia dell'arte, la psicanalisi, la filosofia, e poi per scendere a una trasversalità nei campi d'azione, nel cinema, nell'arte visuale, nella storia della pittura, nella poesia e così via, sempre mettendo insieme elementi, e da non trascurare, forse per me il più interessante anche, che lui non ha uno sguardo riferito a un periodo storico, a un momento particolare, ma è sempre, diciamo, io forse non è il termine più adatto, direi più in relazione all'immaginario determinato dell'esperienza dello stare al mondo, quindi in tutti i sensi. Si è occupato praticamente di qualunque campo dell'espressività, mettendolo in relazione con momenti dell'espressività completamente diversi, comunque, e quindi cercare di trovare delle energie che montano in queste relazioni, insomma, e così via, lo dirà molto meglio di me. Quindi io volevo solo fare qualche esempio di non solo ultimi libri, pochi rispetto alla quantità impressionante di testi su cui ha lavorato. Per esempio uno per me fantastico, L'effetto Sherlock, in cui indaga, perdonate, un momento di confusione, in cui indaga il fatto di stare davanti a un fenomeno e osservarlo, e come questo fenomeno sfugge, in qualche modo si manifesta per illusioni, per apparenze, per suggestioni, e non sempre le cose sono così chiare. Questo è proprio in qualche modo un elemento tipico dell'indagine filosofica e molto dell'artista, ed è forse questo che ci interessa tantissimo, cioè come ci si pone davanti alla realtà e come la si rappresenta. Ci sono, per dire, i campi infiniti di interesse, l'invenzione del quadro, che è come l'idea di quadro sia cambiata nella storia dell'arte, e come rappresentazione anche questa del mondo, ma anche in relazione ai cambiamenti sociali, alla cultura, ed è un altro campo. Un altro libro molto molto interessante è stato L'ultimo carnevale, che ha scritto con la sua moglie, altra grande storica dell'arte che ci onora di essere qui, che è Anna Maria Koderch, che è appunto L'effetto Pigmalione. E poi forse, immagino, ma magari no, insomma il molto conosciuto Breve storia dell'ombra, che è un libro che è stato quasi fondamentale per me, assolutamente, insomma, cosa vuol dire l'ombra, cioè come è stata usata nella storia e cosa significa anche nella realtà. Parlavamo prima dell'atmosfera creata dalla luce e l'ombra, e come l'ombra crea la profondità dello spazio. Quindi vedete, sono tutti temi diversi, collocati anche diversamente nella storia dell'arte, che ci riportano a questo tema comune, che è quello del guardare il mondo. Io a questo punto credo che mi fermo, se no mi dilungo troppo. Chiedo scusa per la... Sì. Sì, noi ci spostiamo adesso. Sì. Allora, buonasera, mi sentite? Sì. Allora, grazie Claudio, grazie Marco della presentazione, grazie all'Accademia dell'invito. Ricordavo qualche minuto fa con degli amici come io direi da ragazzino venivo qui a studiare nella biblioteca dell'Accademia. Gli anni passano, adesso sono qui per una conferenza, chi l'avrebbe detto, ma la vita è così. Allora vorrei ringraziare anche alla traduttrice Benedetta Sforza, che ha tradotto questo testo, che è un testo un po' complesso, dove parlerò, come si vede, sul rapporto fra occhio e sguardo nell'arte di Giotto. E con questo comincio. Allora, è un fatto risaputo quanto poco Vasari apprezzasse la maniera di Giotto di dipingere gli occhi. Sebbene ne celebrasse l'arte in quanto arte degli affetti, malgrado lo straordinario dinamismo di alcune teste, la rappresentazione giottesca degli sguardi lo infastidisce.
Il brano vasariano, che non citerò adesso, un piccolo riassunto, questo brano segnala la particolare maniera con cui Giotto rendeva, dipingendo, l'organo della vista e le sue peculiarità anatomiche, il bulbo oculare, con le sacche lacrimali, senza nascondere una certa riserva rispetto al posto occupato nella rappresentazione giottesca dei sentimenti, allo sguardo. La lacaniana schissi dell'occhio e dello sguardo trova qui una delle sue prime intuizioni. Un'altra perplessità elaborata da Vasari concernente la vita di Giotto riguarda l'assenza di qualsivoglia concreta menzione di quel grande capolavoro quale indubbiamente è a Padova, la decorazione della Cappella degli Scrovegni. Una cecità che invita a indagare. Oso pensare che se Vasari avesse avuto la possibilità di osservare da vicino e con la dovuta attenzione gli affreschi che poco dopo l'anno 1300 Giotto eseguì a Padova, avrebbe riformulato radicalmente le proprie opinioni, poiché mediante un ricercato gioco di corrispondenze la decorazione della cappella si svela in realtà l'acuta attenzione riservata da Giotto ai poteri stimolanti all'azione degli sguardi. È un tema che svolgerò in questo mio intervento. Apriamo dunque una breccia. Iniziamo con una delle prime scene narrative della decorazione della cappella. Alla porta aurea, Anna si fa incontro a Gioacchino, scusate, la cui prolungata assenza aveva iniziato a preoccuparla. I due sposi, già avanti negli anni, ma leggendo le fonti si viene a sapere che avevano appena toccato i 40 anni, si abbracciano con effusione. Qualche mese più tardi il loro solo e tardo frutto d'amore nascerà e riceverà il nome di Maria. È ovviamente quasi un miracolo. Quando poco dopo il 1300 Giotto ottiene a Padova la committenza della decorazione della Cappella Scrovegni, dedicata alla Vergine Annunziata, attribuirà alla scena dell'incontro un valore speciale. È indubbio che la fonte a cui si ispirò siano stati i Vangeli apocrifi, come pure indubbia è la sua singolarità. Avviciniamo al testo, o piuttosto ai testi, perché ci sono più testi. Allora, un passo dal Vangelo di Pseudo Matteo, che recita così: quando ormai per la prolungata attesa lei stava venendo meno, alzò gli occhi e vide lontano Gioacchino che veniva con le greggi. Gli corse incontro, si appese al suo collo, rendendo grazie a Dio e dicendo: ero vedova ed ecco non lo sono più. Ero sterile ed ecco ho già concepito. Quindi, dopo aver adorato il Signore, entrarono. A questa notizia grande fu la gioia di tutti i suoi vicini e amici, sicché tutta la terra di Israele si rallegrò di questa notizia. Passati 9 mesi, Anna partorì una figlia chiamata Maria. Questo era del Vangelo dello Pseudo Matteo. Quanto a Gioacchino, la buona novella non dovette coglierlo di sorpresa, visto che poco prima era stato avvertito da un messaggero. Cito di nuovo Vangelo dello Pseudo Matteo: io sono un angelo del Signore, oggi sono apparso a tua moglie piangente e orante, e l'ho consolata. Sappi che dal tuo seme concepì una figlia. Discendi perciò dai monti, ritorna alla tua sposa, che troverai incinta, et invegnes eam abentem in utero. Dio infatti ha suscitato in lei un seme, excitavi enim Deus semen in ea. La faccenda, come è possibile rendersi conto, è, vedete, un po' complicata, visto che il testo precisa che prima dell'annuncio dell'angelo Gioacchino era rimasto ben 5 mesi in montagna.
mentre Gioacchino era sui monti ove pasceva i suoi greggi, eccetera, eccetera. Addolorato, era rimasto lì dallo spettro di una colpevole sterilità, e che sarebbe stato proprio quell'assenza a incrementare la disperazione di Anna. Ecco che sono già 5 mesi che non vedo mio marito, eccetera. Tuttavia, durante questo lasso di tempo, e a dispetto della distanza, il bambino fu concepito in utero, anche se, stando al testo, dopo il gioioso incontro presso la porta dorata, passarono altri 9 mesi fino alla nascita. Decisamente la tempistica biologica e quella miracolistica non sono scandite dagli stessi ritmi. Sembrerebbe che allo scopo di semplificare le cose, il proto-evangelo di Giacomo, il Vangelo apocrifo dell'infanzia, propongono un trama leggermente diversa. Ancora una citazione. Vangelo apocrifo dell'infanzia dice così: 2 angeli giunsero a lei e gli dissero: ecco che Gioacchino il tuo uomo sta venendo a te con le sue greggi, perché un angelo del Signore è sceso su di lui e gli ha detto: Gioacchino, Gioacchino, il Signore ha inteso il tuo lamento, scendi da qui, perché ecco che la tua moglie Anna concepirà nelle sue viscere. Ed ecco che Gioacchino giunse con le sue greggi. Anna, che era in piedi sulla soglia, lo vide venire e gli corse incontro, e gettandogli le braccia al collo gli disse: ora io so che il Signore Dio mi ha colmata di benedizioni, visto che ero come vedova e non lo sono più, ero sterile e le mie viscere concepiranno. L'incontro presso la Porta d'Oro ha qui un valore, direi, di copula coniugalis miracolosa, le cui conseguenze Anna sente o di cui ha il presentimento. Nella leggenda aurea, infine, è il messaggero del Signore a chiosare. Ancora una citazione, penso che sia l'ultima importante. La leggenda aurea: sono un angelo del Signore, inviato a te per annunciarti che le tue preghiere sono state esaudite, che le tue elemosine sono salite fino alla presenza di Dio. Ho visto la tua vergogna e ho udito i rimproveri di sterilità che ti sono stati rivolti a torto. Dio è il vendicatore del peccato, ma non della natura, e si è chiuso il grembo di una donna e per renderlo fecondo più tardi, in una maniera tale da farla apparire più meravigliosa, e per far conoscere che il bambino che nasce allora, ben lungi dall'essere il frutto della passione, sarà un dono di Dio. Credi dunque alla mia parola, posta a questi esempi, che i concepimenti tardivi e le nascite sterili sono generalmente più meravigliosi. Ebbene, Anna, tua moglie, ti partorirà una figlia e voi la chiamerete Maria. Ora, appena nascerà da una madre sterile, comunque ella diventerà per prodigio meraviglioso la madre del Figlio dell'Altissimo, che si chiamerà Gesù e che sarà la salvezza di tutte le nazioni. Ora, ecco il segno, grazie, a cui tu riconoscerai la verità delle mie parole. Quando sarai giunto a Gerusalemme, alla Porta d'Oro, tu incontrerai Anna, tua moglie, e vedendoti ella proverà una gioia. Il testo latino dice in conspectu tuo gaudebit, pari all'inquietudine che ha provato per la vostra prolungata assenza. Fin qui la leggenda aurea. Alla predizione dell'incontro segue l'incontro vero e proprio, ancora un brevissimo passo. Dopo l'ingiunzione dell'angelo, tutti e due vanno l'uno di fronte all'altro, godendo della vista reciproca, certi di avere la bimba che era stata loro promessa. In questo punto decisivo il testo si mantiene un po' ambiguo, riguarda il sintagma de mutua visione letati, la visione che avevano avuto poco tempo addietro, oppure riguarda essa, come credo piuttosto, una gioia che si compie in presenza.
grazie al reciproco vedersi nell'attimo stesso dell'incontro. Giotto sembra optare per la rappresentazione di un piacere ottico in presenza. Si tratta di un procedimento interpretativo che sposa riflessione personale, scelta iconografica, eredità culturale, sapere pittorico. Mi piacerebbe adesso andare un po' più oltre in quest'idea. Allora, la scena è segnata da un imponente muro merlato, con 2 tori fiancheggianti, una grande arcata semicircolare, le cui scintillanti modannature non lasciano dubbi. Siamo proprio davanti alla Porta d'Oro. È un luogo di transito e un gruppo di donne sta per oltrepassarlo. Una di loro, in vesti di colore scuro, si è fermata sulla soglia. Un'altra, con l'aureola, è appena uscita dalla città e scende un ponticello. Questa donna, che occupa ancora un intermezzo, è Anna. Il ponticello segna un passaggio simbolico, la cui parte in discesa non è stata ancora completamente percorsa. Anna, vedete, getta le braccia al collo del consorte e lo abbraccia con tenerezza. Le pieghe in movimento della veste segnalano uno spostamento in avanti. Si intuisce che l'uomo viene da lontano, non lo accompagna l'intero suo gregge, come il testo avrebbe voluto, ma un unico pastore, lo vedete. Lo spazio blu dietro di lui e la sagoma del servo appena entrato nel campo visivo segnano la distanza percorsa e il lungo cammino appena conclusosi. Gioacchino si ferma e abbraccia la moglie. Il tenero abbraccio segnala un movimento di arresto, le braccia si intrecciano, le mani afferrano e accarezzano, mentre i colpi avvolti, avviluppati, imbacuccati, cioè camuffati, si eclissano, lasciando tuttavia alle pieghe in movimento il compito di suggerire una foga censurata con abilità. L'incontro si sublima in un faccia a faccia, ravvicinato, preludente al bacio. Qui il contatto è ancora dolce e trattenuto, la vicinanza dei visi porta all'avvicinamento vertiginoso degli occhi, al punto che la contiguità degli sguardi completa quella delle labbra. C'è in questo affresco come una specie di, direi, doppio bacio, uno che coinvolge la bocca, l'altro gli occhi. La vicinanza, benché grande, resta contenuta. Tuttavia, se dei segni concreti di compenetrazione esistono, questi vanno a collocarsi su un altro livello. È l'unione delle aureole, a ricordare che se unione esiste, questa è, direi, una unione aurea. Benché sottilmente calcolato, il rapporto tra le figure e il quadro architettonico è sfasato. L'abbraccio non si compie direttamente sotto l'arco della porta, ma accanto a uno dei suoi bastioni, suggerendo così la forza incrollabile dell'unione, mentre mostra, grazie a uno spigolo sottile del muro, il carattere a metà censurato dell'intersezione dei corpi, dei volti e delle aureole. È difficile trovare degli antecedenti degni di questa raffinata rappresentazione dell'incontro. Nella posterità offre da parte sua dei grandi risultati. Se andiamo a esaminare gli immediati successori di Giotto, dobbiamo confrontarci con delle evidenti semplificazioni. Così, qualche decennio più tardi, Taddeo Gaddi, negli affreschi della Cappella Baroncelli della chiesa di Santa Croce a Firenze, cercherà di centralizzare e di spiegare l'evento. La scena, vedete, si svolge fuori le mura, la porta aurea sulla destra ha perso la dimensione monumentale, il Servio di Gioacchino
sulla sinistra ha fatto un passo ulteriore e ora sta definitivamente dentro l'immagine. Il rifugio lontano di Gioachino, suggerito da un gruppo di alberi, è ora contiguo alle mura della città. Le serve di Anna hanno raggiunto la soglia della porta e commentano l'evento collocato, questo dunque l'evento, proprio al centro della composizione. Anna e Gioachino fanno ognuno un passo verso l'altro, le loro braccia, le loro mani abbozzano un abbraccio, le loro vesti si sfiorano, le loro aureole si toccano. Non vi sono baci e lo scambio degli sguardi ha riconquistato una certa distanza. La circolazione delle energie che a Padova spostava le figure mettendo in evidenza mediante un doppio accordo, bacio e sguardo, si è placata qui in una simmetria bella eppure convenzionale. Il senso proprio dell'esperienza giotesca si rivela solo in un approccio contestuale. Il programma iconografico, breve riassunto, il programma iconografico della Cappella Scrovegni mira alla salvezza dell'umanità e riguarda il miracolo dell'apparizione del Logos incarnato nel mondo e le sue conseguenze. Tutto si svolge sotto lo sguardo del Pantocratore, che a questa storia di potere vitale dà la sua giusta misura. L'energia visiva è questo dispositivo giotesco costituente e costitutiva, e la narrazione del concepimento di Maria, che qui inaugura l'immaginario della salvezza, focalizza senza giri di parole quell'energia, appunto. La prima sezione del ciclo, quella che inizia con l'espulsione di Gioachino dal Tempio, per concludersi con il concepimento e la nascita di Maria. È attraversata dall'apparizione dello straordinario, cioè del meraviglioso. Seguiamo in sintesi il gioco dei corpi e degli sguardi. La raffigurazione dell'offerta rifiutata rilancia l'opposizione tra inclusione ed esclusione. I testi raccontano la disavventura. Dice la leggenda aurea, cito, alla festa della dedicazione Gioachino si recò a Gerusalemme con quelli della sua tribù e quando volle presentare la sua offerta si avvicinò ad altare con gli altri. Ma il sacerdote, vedendolo, lo respinse con grande indignazione, gli rimproverò la sua presunzione di avvicinarsi all'altare, aggiungendo che era inconveniente per un uomo sotto i colpi della maledizione della legge fare delle offerte al Signore, che non doveva, lui, che era sterile e che non aveva accresciuto il popolo di Dio, presentarsi in compagnia di coloro che non erano stati infettati da quella macchia. Fin qui la leggenda aurea. In Giotto, nello spazio consacrato e chiuso del Tempio, gesti e sguardi celebrano un'accettazione. Lo vedete a sinistra. All'esterno, in margine, gesti e sguardi segnano l'esclusione. All'interno, il brusco taglio delle figure non interferisce con il messaggio della scena. È come se una mano benedicente e due sguardi che si incrociano fossero sufficienti a evocare la benedizione. All'esterno, al contrario, la maledizione si impegna in un corpo a corpo. Il devoto allontanato è sottoposto, direi, a una doppia spinta. Lo scriba del Tempio spintona e strattona con violenza il padre sterile, mentre lo fulmina con gli occhi. Penso di avere ancora, sì, un particolare. L'occhio viene investito di un potere separatore che spinge e respinge. Questo scriba, in preda all'ira, le fonti dicono che il suo nome era Ruben, questo scriba dunque guarda e scruta, ma non vede. I visi si contraggono, gli occhi scintillano.
Abbiamo qui un magnifico esempio dello stile giottesco di cui Vasari sembra non essersi accorto. Tuttavia, alcune sue caratteristiche furono già notate nel testo che probabilmente contiene la primissima menzione critica della pittura di Giotto, cioè per la precisione nel commento ai Problemata Fisica dello pseudo Aristotele stilato dal padovano Pietro d'Abano, negli stessi anni in cui la impresa della cappella degli Scroveni stava per essere portata a termine. Il problema affrontato da Pietro d'Abano è il ritratto, ma le sue osservazioni hanno una portata più ampia. Cito: per quale motivo, si chiede Pietro d'Abano, per quale motivo si fanno delle immagini del viso, si domanda. Il motivo, risponde, sta nella capacità del volto di svelare la disposizione della persona, esercizio nel quale, a suo parere, eccellava un certo Zottus. E continua: sono gli occhi a svelare al meglio la differenza distintiva e tutti i fisionomisti concordano su questo punto. A Padova, nella tensione ottica della cacciata, fa seguito l'ineluttabilità dello scorrere del tempo con il ritiro in un paese lontano. E subito dopo con il recupero. È difficile il contrasto più grande di quello tra uno sguardo afflitto e assente di un Gioacchino in procinto di andarsi a ritirare tra i pastori con la morte nell'anima e quello colmo di speranza nella scena del sacrificio. Quello a cui si assiste qui, me lo si comprenderà, sarà un immolarsi, un sacrificio fuori dal normale, cioè il sacrificio di un escluso, di un uomo bandito. La benedizione ufficiale, un tempo rigettata e qui accettata dalla grazia che discende, vedete la mano, direttamente dal cielo. Penso di avere... una grazia testimoniata da un messaggero divino e riconosciuta da un testimone anonimo. Prostrato in estasi davanti all'altare, le fonti ne parlano dettagliatamente, Gioacchino, direi, attizza e assorbe il fuoco sacrificale, che ha una doppia funzione: consumare l'offerta e di più animare uno sguardo, un corpo, un'anima. L'assorbimento delle forze così acquisite necessita tuttavia di un attestato. Il testo riferisce a questo punto l'apparizione di un angelo e il suo messaggio. Dal canto suo Giotto sviluppa una propria strategia, affronta la scena dell'apparizione in sogno e chiosa abilmente su questa situazione. Il corpo del vedente si piega e lo sguardo si calma. In breve, l'occhio carnale si chiude a vantaggio di uno sguardo altro, uno sguardo interiore. L'incontro alla porta d'oro ne manifesta i frutti. Gioacchino è qui portatore di un'energia acquisita in profondità, avendo assimilato sia il fuoco sacrificale che l'iniziazione onirica. La lezione è trasparente, la grazia infusa pacifica lo spirito e l'abbraccio dell'incontro inverte alla fine la resa della cacciata. Gli sguardi sono ancora una volta corrispondenti, ma in maniera diversa. Raddoppiano il bacio. Nessuno prima di Giotto aveva affrontato in maniera tanto esplicita la raffigurazione dell'incontro alla porta aurea con questa doppia valenza. Gli apocrifi stessi si limitano a segnalare che in uno slancio di tenerezza, abbiamo già visto, Anna si getta al collo di Gioacchino, suspendit se in collo eius,
dettaglio su cui il più che tardivo dogma dell'Immacolata Concezione preferisce mantenere il silenzio, il faccia a faccia ravvicinato tra i due sposi, e di nuovo un'invenzione figurativa, il suo inedito manifestarsi invita a una sosta. Allora, sviluppo un po'. Il bacio sulla bocca, l'osculum, durante tutto il Medioevo godette di una specie di attenzione poiché riconcilia la carne e lo spirito. Punto di partenza è certamente il prologo del Cantico dei Cantici. Mi baci con i baci della tua bocca, sì, migliore del vino e il tuo amore. Nei padri della Chiesa diventa possibile che sia in maniera esplicita una fonte di vita, e fu probabilmente Ambrosio, siamo nel IV secolo, colui che dette per la prima volta al bacio, in quanto scambio di aliti, l'investitura simbolica. Dice Ambrogio, il bacio infatti è quella cosa grazie alla quale gli amanti aderiscono reciprocamente l'uno all'altro e prendono possesso l'uno dell'altro, come se fosse grazie alla dolcezza di una grazia interiore. Con quel bacio l'animo aderisce al Dio Verbo, grazie a quel bacio il soffio spirito di cui che bacia viene trasfuso, esattamente come a coloro che si baciano accade di non accontentarsi di gustare le loro labbra, ma sembra che i loro spiriti vogliano compenetrarsi l'uno nell'altro. Fin qui Ambrogio. Col passare del tempo le cose evolvono e le chiose al Cantico dei Cantici abbondano. Un'altra citazione: nel bacio sulla bocca, in osculo quidem oris, non viene a compiersi soltanto una congiunzione esterna delle labbra, al contrario, si percepisce, si sente una qualche esalazione delle viscere, come se fossero pulite e nette e colme di una dolce esalazione, come accade quando colui che bacia infonde un suave soffio spirito in colui che è baciato. Le classificazioni non tardano. Amplector, prendere tra le braccia, circumplector, circondare con le braccia, bacio, osculor, deosculor, oppure abbracciare, cingere, stringere. Tanti sono i gradi dell'effusione fisica. In Giotto, senza che si possa individuare con certezza le fonti, si assiste a uno spostamento dall'abbraccio, in cui parlano i testi base, abbiamo visto, suspendit sei in colo eius, all'osculum, dalle diverse varianti codificate dall'erotica medievale. Egli sceglie il bacio leggero, il semplice bacio labiale. Questo tipo di bacio, secondo gli specialisti dell'epoca, ce ne sono, vedete, specialisti in tutti i campi, questo tipo di bacio non implicherebbe la mescolanza delle carni come il bacio profondo, mentre consente tuttavia uno scambio pressoché impercettibile degli aliti. Questa circolazione pneumatica rende il bacio lieve una sublimazione dell'unione carnale. In Giotto, il valore sostitutivo dell'osculum è implicito e appena suggerito. Si farà comunque esplicito, anche se ancora una volta grazie a delle furbizie figurative, in rarissime rappresentazioni posteriori dell'incontro alla Porta d'Oro. Così, in un libro d'ore del XV secolo, gli sposi, abbigliati secondo la moda dell'epoca, si abbracciano davanti a una città riprodotta prospetticamente, con la porta di ingresso fiancheggiata da due statue nude degli antenati. Capiamo che Adamo ha già morso la mela, che gli è andata di traverso, sembra, e che il serpente trionfa. Capiamo anche che il casto abbraccio tra Anna e Gioacchino inaugura una nuova fase della storia della salvezza, che porterà alla redenzione finale. In maniera ancora più esplicita ci viene detto che il concepimento di Maria
a questo di miracoloso, che non fu il risultato di un abbraccio tra due corpi, nudus cum nuda, ma di un semplice e lieve osculum. Da segnalare anche il fatto che in questa miniatura è Anna da sola ad avere l'aureola, come se Gioacchino fosse l'agente profano di un concepimento sacro. Per quanto senz'altro ardito, questo esempio si priva di uno dei particolari più significativi della raffigurazione giottesca. Si tratta del raddoppiamento del motivo del bacio mediante quello dell'occhio contro occhio. Questo motivo inverosimile, se non assurdo a livello del reale, va senz'altro letto a un livello simbolico. In Giotto l'accostamento dei volti e quello degli occhi è analizzato in profondità. Le piccole rughe sottolineano l'età degli sposi, l'esecuzione delle iridi e delle pupille segnala dei percorsi parlanti. Lo sguardo dell'uomo è diretto e penetrante, quello della donna è perso e turbato, a una distanza tanto ravvicinata, è certo che l'occhio non possa vedere nulla. La sua funzionalità di organo vedente viene a essere riformulata da una tattilità scopica e simbolica. Scherzando adesso con Lacan, si potrebbe dire che assistiamo qui a una saldatura tra l'occhio e lo sguardo. Esperienza sicuramente coraggiosa degli allievi, che gli allievi di Giotto si guarderanno bene di replicare. Taddeo Gaddi, per ricordare, rinnegherà infatti la saldatura per tornare alla schisi. La strategia di Giotto per affrontare la messa in scena degli sguardi in una pittura degli affetti, benché soggettiva, ha in ogni caso alcuni precedenti. L'iconografia degli incipi del Cantico dei Cantici. Mi baci con i baci della sua bocca, osculetur me osculo oris sui, affronta molto frequentemente, sotto forme diverse, una stretta o un bacio realmente dato. Talvolta lo sponsus e la sponsa si guardano negli occhi, oppure si accarezzano con lo sguardo. La lettera iniziale è ripetitiva, O, del Cantico dei Cantici, osculetur me osculo oris sui, si prestava in maniera speciale alla rappresentazione dell'unione delle associazioni del bacio e dello sguardo. E la O iniziale diventa così ben presto un segno di raccoglimento. In un manoscritto che vediamo del XII secolo, conservato al King's College di Cambridge, lo sposo circonda la sposa con la destra, dextera ilius amplexibatur me, e a sua volta tocca con la propria destra il petto dell'amato, mentre con la sinistra afferra la mano dello sposo per portarla sopra il suo ventre. Le loro labbra si avvicinano, gli sguardi si fondano l'uno nell'altro. Nella parte inferiore dei loro corpi solo le ginocchia si sfiorano, mentre in alto le loro aureole si compenetrano l'una nell'altra. Più o meno nello stesso periodo un altro miniaturista iscrive la O in un quadrato, cosa che accresce il valore dell'immagine di meditazione. Le pieghe delle vesti si mescolano, le labbra si toccano, gli occhi si avvicinano. La coppia presenta un'unica aureola che mette in risalto sia il carattere mistico dell'abbraccio, sia il suo carattere di fusione. Questi due manoscritti risalgono più o meno alla stessa epoca in cui Bernardo di Chiaravalle redigeva i suoi commentari al Cantico dei Cantici, dove si poteva leggere, per esempio, parole come queste:
Tu toccherai con la mano della fede, con il dito del desiderio, con l'abbraccio della devozione, toccherai con l'occhio della mente. Gli echi della mistica nuziale, rilevabili nella scena dell'incontro, implicano senza dubbio degli spostamenti significativi. E il bacio, impegnando contemporaneamente sia bocca che gli occhi, si compie sullo sfondo della ricca tradizione riguardante la vis formativa dello sguardo. Allora, l'atto della visione aveva occupato, si sa, le menti fin dall'antichità, collegando alla possibile esistenza di un fluido visivo, talvolta considerato qualcosa di materico, estremamente raffinato. Si lasciava comunque spazio a un complesso dibattito sulla questione se quel flusso implicasse anche dei raggi partenti dall'occhio verso l'oggetto osservato, teoria dell'estromissione, oppure viceversa dall'oggetto osservato verso l'occhio, con la teoria dell'intromissione. All'epoca di Giotto, Pietro d'Abano, che ha avuto già l'occasione di citare, vi era profondamente impegnato, e anche se la teoria dell'intromissione finì per guadagnare sempre di più terreno, il dibattito resterà aperto per molto tempo. Alcune prese di posizioni filosofiche, Ruggero Bacone, per esempio Grossatesta, credenze popolari e la metafisica dell'amore proclamata dai poeti del Dolce Stil Nuovo, inclinano piuttosto verso soluzioni miste, mirando alla sinergia tra l'oggetto e il soggetto della visione. Il flusso visivo condivideva la natura dell'anima, che Platone vedeva imparentata al fuoco e gli altri consideravano impregnata di pneuma. Lo sguardo era concepito come una specie di prolungamento protoplasmico fuoriuscente dalla pupilla, per andare in linea retta a sfiorare gli oggetti, di cui la sua carica erotica. La carne percepisce attraverso il tatto come l'occhio attraverso la visione, così si espresse Ruggero Bacone, riformulando un assunto che risaliva fino a Aristotele. Questa quasi tattilità dello sguardo implica come condizione sine qua non la distanza. È a distanza che lo sguardo invia oppure riceve i raggi visivi e al limite trasmette lo spiritus pneuma, vedere e toccare, ma alla distanza, il che non implica pertanto un tessuto creato dalla vista, né forse l'avvicinamento annullando l'allontanamento. Il rapporto tra occhio e occhio sarà uno dei motivi importanti della riflessione sullo sguardo di Dante, ricordo, no? Convivio, Dante, l'occhio, l'altro occhio non può guardare, sì che esso non sia veduto da lui, che sì, come quella medesima linea, la sua forma se ne va in quello che lo mira, e molte volte nel dirizzare di questa linea discocca l'arco di colui al quale ogni arme è leggere. A differenza della fenomenologia visiva e poetica dell'innamoramento, la riflessione giottesca non riguarda la sorpresa e la ferita del vedere, bensì, direi, la gioia e la virtù del rivedere. Anna e Gioacchino si incontrano dopo una lunga e triste separazione, durante la quale sono stati visitati dalla grazia divina. Nell'incontro la singolare prossimità degli sguardi dei due sposi raddoppia la trasmissione pneumatica dell'osculum. Lo sguardo mette in atto un contatto, investito dalla possibilità di una trasmissione, di un contagio,
Mediante questo collegamento Giotto rende in immagine una storia di infusione miracolosa e di fertilità salvifica. La sua narrazione inventiva fiora nuovamente qui nella maniera in cui riesce a chiosare sulle risposte istantanee oppure condivise di fronte al miracolo. La prima è una reazione di gioia. Le serve del seguito di Anna ne sono la resa in immagine. La seconda è di afflizione, cioè di contrarietà, e sarà incarnata dalla donna velata. Tale dialettica rappresenta una delle strutture dell'intera composizione e sarà opportuno insistervi. Si costruisce prima di tutto mediante una disposizione binaria. Sulla destra di un pilastro, forse lo stesso della casa di Anna, c'è il sorriso, sulla sinistra c'è l'angoscia. Questo pilastro, che coincide con l'asse mediano dell'affresco, colloca la donna velata accanto alla scena principale, il che giunge un accento fosco al calore dell'incontro. Considerata tuttavia al di là delle simmetrie rigorose della scena, quella figura colpisce per via della sua posizione centrale. È un inserimento cupo e inquietante che divide i due gruppi principali, quello degli sposi che si abbracciano e quello delle donne che si rallegrano. L'invenzione è a tal punto sorprendente da aver giustamente e ripetutamente attirato l'attenzione degli studiosi che hanno proposto interpretazioni diverse e contrastanti, tutt'altro che definitive. A mio parere è possibile avanzare nella comprensione se si torna a interrogarla nel contesto delle strategie visive di Giotto, e sarà l'ultimo punto sul quale mi vorrei soffermare. In effetti, questa donna, dalla veste scura, mette a lutto il proprio corpo. Solo una parte del viso è ancora visibile, con il solo occhio sinistro scoperto, mentre il destro resta parzialmente nascosto. Questa donna è, se si può dire, un reggisguardo sui generis, ferma sulla soglia della porta, spettrale, assente e presente nello stesso tempo, si presenta come una figura solitaria dell'ostilità dissimulata. Se i suoi occhi, non si dovrebbe piuttosto parlare qui del suo occhio, emettono o emette, come voleva la tradizione, dei raggi, se l'occhio o gli occhi emette dei raggi, questi hanno una carica specifica nefasta. Il suo sguardo attrae e affascina, il suo è, direi, un malo occhio. La fascinatio, Basquein, è un caso estremo in seno alle teorie dell'emanazione degli affetti, e la tradizione si è interrogata a più riprese sul suo funzionamento. La dissertazione inaugurale è quella dei simposia di Plutarco, che non citerò qui, è molto interessante ma troppo lunga. All'epoca in cui Giotto era intento di lavorare agli Scrovegni, il dibattito sul valore manipolatore dello sguardo era stato messo a bando dalla famosa condanna promulgata nel 1877 dal vescovo di Parigi Étienne Tempier. Ciò malgrado, Pietro d'Abano, appena rientrato da Parigi a Padova, poco dopo il 1300, dissertava a 2 passi del cantiere giottesco sulle arti magiche, dando alla panoplia dei Maleficia un posto di rilievo alla fascinatio. Il lavoro dell'occhio fascinatore, dice Pietro d'Abano, opus osculi fascinantis, sosteneva lui, può modificare i corpi, privarli delle loro forze, colpendone in particolare le capacità generatrici. Il ritratto del fascinatore piuttosto dell'invidioso era già stato abbozzato nell'antichità e riguardava delle caratteristiche relative alle alterità fisionomiche, quali l'occhio guercio, l'occhio strabico,
o ancora l'investimento malefico dell'occhio sinistro, sinister, soprattutto quando è l'unico occhio a guardare. Nella tradizione classica la trattazione di maggior autorevolezza fu quella di Ovidio, che metteva in rilievo lo sguardo obliquo lumine dell'invidia e il suo collocarsi su una soglia, limine sedit. Ecco come Ovidio ne abbozza il ritratto, in traduzione italiana ovviamente, ritratto dell'invidioso o dell'invidiosa. Il volto è tinto di livido pallore, macilenta in tutto il corpo, non guarda mai dritto, lividi ai denti e guasti, il magro petto verde di fiele, la lingua cosparsa d'altro veleno e non un'ombra, il cenno di un sorriso se non quello dettato dalla sventura altrui. Sempre agitata da pensieri molesti, non conosce il piacere del sonno e nel vedere i successi degli uomini si strugge. Fin qui Ovidio. Il malo occhio è il contrario assoluto dell'occhio amorevole. Tuttavia in questa perfetta antinomia un elemento resta in comune, la qualità attiva, sebbene difficilmente controllabile, dello sguardo in grado di trasmettere, secondo il caso, degli effluvi benefici oppure malefici. Nella dinamica dell'incontro, l'inserimento dello sguardo malefico risponde agli imperativi di un'invenzione costruita sulla dialettica del desiderio e del controdesiderio. L'incontro è il racconto di una fertilità miracolosa e Giotto, mentre lo rappresenta, gli conferisce una struttura visiva che pur senza essere totalmente assente, nel testo rimaneva occultata. Paradossalmente gli apocrifi affrontano il tema del desiderio di maternità di Anna indirettamente, sotto il segno di un desiderio sublimato. E do adesso una citazione molto complessa ma molto interessante dello pseudo Matteo. Mentre ella, dunque Anna, piangeva abbondantemente nel giardino della sua casa, levando gli occhi verso il Signore mentre pregava, vide un nido di passerotti in un albero di alloro e, interrompendo le loro parole di lamentazione, si rivolse al Signore dicendo: Signore Dio Onnipotente, tu che hai dato la posterità a tutte le creature, alle bestie selvatiche, quelle da soma, ai serpenti, ai pesci, agli uccelli, che hai fatto sì che tutti si rallegrino per la loro progenie. Tu mi rifiuti a me tu mi rifiuti a me sola questi favori della tua bontà? Tu sai, Signore, che fin dall'inizio del mio matrimonio ho fatto voto che se tu mi avessi donato un figlio o una figlia, te lo avrei offerto nel tuo santo tempio. E mentre lei diceva queste cose, impulsivamente le apparve davanti un angelo del Signore, eccetera, eccetera. La posta in gioco del lamento di Anna è grande e prova gelosia per la fertilità universale, mentre l'esorcizza il suo desiderio mediante il voto del sacrificio. Non è senza importanza soffermarci ancora una volta sulla maniera in cui il testo tematizza il momento della certezza acquisita. Ancora una volta pseudo Matteo vide lontano Gioacchino che veniva con le greggi, gli corse incontro, si appese al suo collo, rendendo grazie al Dio, dicendo: ero vedova ed ecco non lo sono più, ero sterile ed ecco ho già concepito. Grande fu la gioia di tutti i suoi vicini e amici. Uno dei tranelli in cui può cadere l'interpretazione è quello di vedere nella donna velata una figurazione visibile di uno stato di Anna anteriore alla sua fecondazione miracolosa. Ero vedova ed ecco non lo sono più. Questo genere di sdoppiamento narrativo che opererebbe a un accomodamento tra successione e simultaneità è del tutto estraneo nello spirito di Giotto. In compenso daremo molto maggior credito all'impostazione dell'artista
e alla sua inventività, alla sua inventiva pittorica, considerando questa figura come un'abile costruzione partita dalla suggestione testuale di un fantasma, di una vedova, se si vuole, ma di una vedova gelosa, di cui il testo non parla direttamente, ma che Giotto forgia. Forgia in opposizione tanto al gaudium magnum del vicinato che alla felicità della donna avanti negli anni, che ha visto realizzarsi quasi per miracolo il proprio desiderio. Considerata come personaggio di un racconto attorno al potere e al contropotere dello sguardo, la donna velata è un'importante presenza figurativa, la cui esistenza è dovuta principalmente a un creatore, un operatore di immagini. Nel caso di Giotto, più che l'identificazione esatta delle fonti, impresa che non sarà mai completa, secondo me. Si potrebbe andare avanti. Quello che sembra importante è la maniera in cui se n'è servito allo scopo che ha proseguito. Così, nell'iconografia della donna velata, fin dall'antichità, investita dagli attributi della vedovanza, lo sguardo monoculo è raro, ma non inesistente. L'occultamento di un occhio ha questo di particolare, che lo sguardo si sottrae, si confonde o si oscura. Può entrare in sinergia con la credenza riguardante agli umori avvelenati della donna dal ciclo irregolare oppure in stato di menopausa. Quest'ultima è uno dei personaggi preferiti delle storie di Malocchio, a cui viene attribuito un potere distruttivo o destrutturante davanti alla felicità e ai successi della fertilità altrui. La resa in immagine operata da Giotto sullo sfondo di tali discussioni e credenze è significativa. Il desiderio esaudito di Anna, la quale accennano gli apocrifi, non era distruttivo, bensì volto alla fecondità. Lo sguardo torvo e obliquo della vedova, fra virgolette, il suo occhio malvolente, sfida invece l'occhio amante di Anna. L'invidia si manifesta qui come contropotere, questa figura fantasma celebra la potenza disgiuntiva dell'occhio, trovandosi su una soglia. Lo sguardo della vedova non è direttamente puntato sulla coppia che ha ritrovato la propria fertilità, è uno sguardo impersonale, un'interruzione in una storia che seguirà comunque il proprio percorso. È possibile seguire il tragitto delle energie visive in tutta la decorazione della cappella degli Scrovegni, un'impresa complessa che forse un giorno dovrà essere affrontata seriamente. Si dovrà allora tenere conto del fatto che proprio nell'incontro della Porta d'Oro, scena che celebra il concepimento della Vergine, che viene organizzato per la prima volta in maniera decisiva il campo di tutte le tensioni visive future. Mi fermo qui e vi ringrazio dell'ascolto e della pazienza. Allora, cari amici, abbiamo ascoltato l'amico professor Stoichita su un tema insomma molto, in qualche modo, oserei dire, conturbante. D'altra parte, mi si permette di dire soltanto una cosa, che proprio l'argomento generale dei nostri incontri, la visione, e qui trova un momento di riflessione, di meditazione su un tema
come dire, di sconfinata rilevanza, fino proprio agli abissi dell'inconscio, cioè l'occhio benevolo e quello malevolo. È una questione che poi mi sembra di poter dire attraversa non solo la storia delle arti visive, ma la storia della cultura in una maniera, insomma, piuttosto rimarchevole, con un margine appunto di mistero e quindi di stimolo al pensiero notevole, cospicuo. E io, prima di cominciare il nostro incontro, parlavamo con Marco Tirelli e ci chiedevamo se non fosse gradito a tutti noi un momento anche a questo punto di dialogo tra il professor Stoichita e noi due, però non so se Marco è di questo pensiero, però così non lo so. Che pensi, Victor? Sono aperto, certo, ma dipende da voi. Ah beh, sì, certo. Sì. Questo è vero. Ah, ecco Marco che non l'avevo. Sì. Allora Marco, lo dico adesso a te, puoi, non dico il rituale del porre una domanda, che vabbè è un po' estraneo alla mentalità accademica, ma semplicemente un pensiero che vogliamo rivolgere al nostro grande Victor, di tu, se lo ritieni o se non vogliamo semplicemente comunicare ai nostri ascoltatori quelli che saranno poi gli sviluppi futuri degli incontri della visione. A te. No, io non ho niente da dire, se non che forse un'ovvia osservazione di quanto quello a cui siamo normalmente abituati, che il guardare sia un atto molto, molto complesso e molto più articolato di quel che sembra, che non un fatto puramente ottico e retinico. E stasera abbiamo avuto una dimostrazione di quanto la pittura sia ben altro che composizione formale, bellezza e quant'altro, insomma, ma ci siano degli strati e di rimandi molto complessi, psicologici, storici. Questo è anche molto impressionante, vedere un po' come accennavo prima questi, diciamo, rimandi, per esempio alla velata, cioè poi vedere l'immagine di una velata scolpita, immagino di arte romana, presumo. Greca, sì. Greca, ecco. Sì. E quindi, insomma, ecco, questa costellazione che c'è dietro, di cui noi prendiamo solo la luce frontale, come quando guardiamo il cielo, invece questa grande articolazione che c'è dietro l'arte, per me è sempre di un fascino straordinario, insomma, basta, ecco, ringrazio davvero Victor di questa, per me, bellissima e importante relazione di oggi, quindi mi fermo qua. Ecco. Se ci sono, forse se avete delle domande... Ah, naturalmente, certo. Magari. Sì. Questo è implicito da parte nostra, anzi il desiderio che chi ascolta manifesti, se lo ritiene, un proprio pensiero, appunto in un ambito come questo, in cui, ecco, il titolo La visione per noi significa anche la manifestazione del punto di vista di ciascuno di noi e quindi della sua opinione o addirittura io per la verità, però, una cosa volevo permettermi di dirla io per un fatto molto personale, perché quando ho visto il titolo della conferenza e ho visto il nome di Lacan, mi sono molto gasato, perché io personalmente, pur non essendo certo uno studioso di psicanalisi, però ho una vecchia frequentazione mia con Lacan, ma non personale, attraverso gli scritti, e ho una mia visione, che però non è che sia oggetto questa sera, di Jacques Lacan, e cioè appunto di un personaggio veramente
complesso, da un lato incomprensibile nel suo pensiero, perlomeno in apparenza incomprensibile, oscuro. C'era e nello stesso tempo con una faccia a me molto gradita, perché è un po' in sintonia col mio animo, e cioè di uomo arguto, spiritoso, scherzoso, e nel suo rapporto con gli studenti, nel suo modo di esprimersi, nella sua scrittura, è pieno di arguzia, ma assai ardua, una specie di, quando lo si affronta si ha la sensazione, almeno io ce l'ho, una scalata. E la struttura proprio figurativa dell'incontro alla Porta Aurea mi ha fatto venire in mente un sacco di idee strane, però naturalmente non osavo, perché io poi c'ho sempre, adesso faccio una confessione a Viktor Stoichita, che mi è consentita da una nostra antica amicizia e anche stima profondissima, affetto rimarchevole e stimolo reciproco. Io mi ricordo ancora quando noi abbiamo avuto occasione di incontrarci presto nella nostra parabola esistenziale, perché quando l'amico Viktor per un certo periodo ha frequentato, tra l'altro con estrema presenza, l'Università di Roma, dove io stesso ero studente, quindi è molto bello nella vita incontrarsi in un momento formativo, così fu. E per un certo periodo seguimmo insieme i corsi del professor Cesare Brandi. Ecco, mi permetto di dirlo senza voler per carità invadere lo spazio riservato al nostro amico studioso, ma certamente era molto bello in quel momento, gli anni insomma piuttosto remoti. Cesare Brandi era all'epoca, voi lo sapete, no? Uno dei cattedratici più importanti dell'Italia intera. C'erano in quel momento all'Università di Roma due cattedratici amici, dialetticamente amici, Giulio Carlo Argan e Cesare Brandi. Sia l'amico Viktor sia io stesso abbiamo tratto utili, penso di poter dire utili insegnamenti, dove per la verità entrava nel grande filone degli studi di storia dell'arte quella che all'epoca era un po' una moda culturale, però una moda culturale notevole, era chiamata lo strutturalismo, la semiologia, la semiotica. Lo strutturalismo attingeva molto della propria base disciplinare dall'antropologia. E chi legge poi gli studi di Viktor Stoichita sa bene quanto lui abbia assimilato nella sua strumentazione teorica e pragmatica di storico dell'arte gli strumenti della semiotica, della antropologia. Prima Marco ha ricordato quel suo libro su Effetto Sherlock, questo libro che non credo sia tradotto in italiano. Sì. Lo è? Sì, non lo sapevo, meno male. No, perché al saggiatore, sì. al saggiatore, Sì. bene. Noi l'avevamo affrontato da subito. Se posso aggiungere, anche ben tradotto, è molto leggibile. Ecco, molto bene. No, meno male, perché proprio un'indagine. in effetti è bello. Posso dirlo? Che dici? No, dico, posso dire che è un bel libro. Ah, grazie, sì, No, come prego. no, lo puoi dire. Sì. No, sai, a volte gli autori non si sa mai se... Dipende da quello dipende. che dici. No, è bellissimo ed è uno stimolo formidabile sia per chi pratica l'arte, come Marco, sia per chi la studia, come il sottoscritto. E prima, mentre ascoltavo la conferenza
l'occhio e lo sguardo, mi tornava in mente una cosa che sempre quando studiavamo mi veniva in mente, cioè l'aneddoto della O di Giotto, no? Giotto che il Papa vuole fare delle grandi opere a Roma, allora manda i suoi esperti a vedere chi sono i migliori artisti in giro per l'Europa, e ognuno deve dare una prova del suo sapere, un disegno, che ne so, poi una commissione, non so come, giudicherà e attribuirà poi l'incarico ai più bravi. E naturalmente i messi del Papa, questo lo racconta Vasari, è una storiella, poi in realtà è una storiella copiata da una storia cinese, insomma. Comunque vanno da Giotto, e Giotto naturalmente si presenta a loro un po' altero, no? Dice, ma questi per chi sono? Come si permette qui che viene qualcuno che giudica me? No? Che poi infatti il Vasari si è preso un po'... E allora dice, maestro, ci dia qualche cosa per il Papa, e lì nasce la storia della O di Giotto, perché dice che Giotto puntò il gomito a questo modo, no? Si fece portare un foglio di carta o non so di che, e con un pennello che mi pare intinto nel rosso, adesso mi ricordo il passo vasariano, fece un cerchio e lo fece vedere, ecco qua, portatelo al Papa. E quelli restano esterrefatti, cavolo, dice, ma che c'è già l'astrattismo, insomma, no? Perché deve fare una bella figura, non il cerchio. Però c'è un punto, che il cerchio è fatto bene, è perfetto. Allora lì c'è la quintessenza dell'eterno discorso dell'arte e dell'estetica, cioè che cos'è un'opera d'arte? E un'opera d'arte eccellente qual è? E naturalmente la cosa implicita del racconto è una cosa fatta bene, tutto qua. Cioè, io so fare un cerchio perfetto praticamente a mano libera, cioè è il punto di congiunzione tra l'artigiano, che è bravissimo, e l'artista, il quale fa bene ciò che fa. E così. E allora prima, mentre guardavo l'affresco, in effetti ci stanno sono tutti cerchi impliciti, e sono cerchi impliciti sul tema dell'occhio, come ha spiegato Victor Stoichida. Cioè praticamente, in fondo, se uno interpreta in un certo modo quello che Stoichida ha spiegato, questo affresco si può leggere in 1000 modi. Lui lo ha letto nello specifico della teoria dello sguardo, ma la teoria dello sguardo alla fine che è? L'arte stessa, no? Cioè praticamente, come tutte le somme opere di Giotto, è la congiunzione mirabile delle due grandi dimensioni, del bene e del male, nell'idea della circoscrizione artistica che passa attraverso l'occhio. Per cui quella Befana iettatrice sta dentro il cerchio, i due coniugi che si guardano nel momento in cui si ricongiungono, infatti si congiungono in realtà anche carnalmente, lei genererà, e in effetti l'incrocio degli sguardi, io non ci avevo mai pensato, è qualcosa di commovente, meraviglioso, sublime, e quella, infatti la donna malefica non li guarda, ma guarda con un occhio soltanto, come peraltro anche loro due nella rappresentazione di Giotto si guardano reciprocamente con un occhio soltanto. Se due si abbracciano, in effetti si vedono più con un occhio e non con tutti e due. E quindi questa lezione che Victor ci ha fatto, effettivamente c'ha mi sembra, insomma, un senso, un peso nel nostro esercizio intellettuale, ma anche morale in qualche modo, della visione, che io penso sia, mi associo qui con quello che Marco ha detto, un beneficio che tu ci hai dato, caro Victor, ce lo dai sempre. Io voglio dire una mia cosa personale, poi non taccio, appunto, non mi ricordavo se era tradotto in italiano il libro, ma
mentre l'amico Victor parlava, la mia mente è tornata a un ricordo della giovinezza, sempre sulla stessa tematica, cioè quando Victor era ai suoi inizi, era molto appassionato a un argomento che appassionava molto anche me, cioè il manierismo, quella fase della storia dell'arte in cui lo sguardo effettivamente sembra arrivare al fruitore quasi deformato, ma in realtà non è deformato, è profondamente informato. E io cominciavo a fare qualche studio sul periodo manierista e Victor già subito c'era già arrivato. Aveva scritto nella lingua sua, la prima lingua sua, benché egli possieda numerose lingue, tutte assai bene, ma insomma Victor è rumeno e quindi naturalmente la prima lingua che avrà parlato sarà il rumeno, insieme con molte altre. E aveva scritto un libro su Pontormo e il manierismo, e me lo regalò come segno di grande stima e amicizia. Io però il rumeno non lo sapevo, non lo so nemmeno adesso, te la verità. E allora però si diceva quello che si diceva dello spagnolo pure, ma sì che ci vuole, è facilissimo, è uguale all'italiano, sembra un italiano un po' deformato, invece non è vero affatto. Però io questo libro l'ho sempre conservato e l'ho pure letto e ho sempre auspicato che venisse tradotto in italiano, mi piaceva questo pensiero. E prima mentre lo ascoltavo sono tornato e ho pensato che pensai questo pensiero, non so, 40 anni fa, di più. E chissà che non si possa fare, magari con l'autorizzazione del... Non credo che lo sia stato tradotto. No, ma non è il caso. Non è il caso. No, è un'opera di gioventù. Avrei giurato che l'avrebbe detto, perché poi un'altra cosa che... Ma ti ringrazio comunque. Oh, per carità, non c'è nulla da ringraziare, quanto piuttosto da mettere in evidenza una virtù preclara del nostro Stoichita, che è in un uomo veramente, lasciatemelo dire cari amici, di immenso sapere, un'umiltà esemplare. Infatti avrei giurato che avresti detto questo, ma no, è un'opera giovanile. Da quello che sono riuscito a capire, sì, giovanile lo è. Però, insomma, è un lavoro interessantissimo, ma non voglio ingombrare. Se davvero, cari amici, c'è un'osservazione, io... C'è qui davanti a noi Massimo Carboni. Ah sì, certo. Filosofo. Ti prego di intervenire. Vuoi venire qui così si sente? Va bene, come preferisci. Allora, Victor, c'è un punto che io vorrei che tu approfondissi, che hai toccato, che hai toccato, e vorrei che tu lo approfondissi un poco di più. Allora, se non mi sbaglio, ma può darsi che mi sbagli perché certamente sono molte cose, ma non un biblista, mi sembra che alcuni biblisti traducano l'antico ebraico del famoso comandamento non desiderare la donna d'altri con non guardare in realtà la donna d'altri, mi sembra di ricordare. E dunque, tu lo hai detto, guardare dunque toccare con l'occhio. Su questo tema sappiamo bene che Merleau-Ponty, in questo chiasma tra tattilità e visione, ha scritto delle cose molto molto importanti, probabilmente a parer mio analoghe e comunque di qualità parallela a quella di Lacan. Tra l'altro erano molto amici, sappiamo, insomma. Ecco, questo incrocio tra tattilità e visione, questo chiasma, vorrei che tu lo approfondissi anche al di là dell'evento figurativo che ci hai commentato. Sì, grazie Massimo. Sì, è un grande tema, sì, è acceso, sì. Un grande tema, come tu dicevi, buona parte del famosissimo seminario 11, no, di Lacan, dove lui parla di questa schissi fra l'occhio e lo sguardo, ha la sua origine nel pensiero di Merleau-Ponty. Penso che lo dica anche, ma è ovvio. E per Lacan lo sguardo è sempre
un problema di desiderio, questo è certo. Quello che io ho voluto fare in questa conferenza, forse il titolo, ci ho pensato e ripensato al titolo della conferenza, ma lo spiego adesso un po' meglio, forse anche nel contesto della tua domanda. Non volevo proprio sottoporre Giotto a una lettura lacaniana, perché non si addice proprio. All'inversa, mi sembra che a Lacan questo tipo di raffigurazione pittorica lo avrebbe interessato molto. Lacan certo si occupava dell'arte, della teoria del quadro, la lettura che lui fa del quadro degli ambasciatori di Holbein è famosissima, poi ci sono anche altre, ma penso che che Giotto lo avrebbe interessato in un modo particolare. Non lo ha fatto, ma non lo poteva fare, non c'entrava. Quello che ho voluto fare era una cosa molto semplice, e per questo l'idea lacaniana per me rimane importante. Quello che volevo non tanto dimostrare quanto mostrare era che quella critica dell'occhio, la critica vasariana dell'occhio, trova la sua risposta o la controparte nel fatto che Giotto veramente crea l'occhio, quello che non piaceva a Vasari, la forma dell'occhio, ma lui lo crea in funzione della sua funzione proprio, dello sguardo. E questo è fantastico in Giotto. Mi sembra che soprattutto in questo ciclo il fatto che questa energia visiva crea, struttura tutto il ciclo, ma spiega anche questa particolarità della rappresentazione degli occhi. Quello che ho presentato oggi è solo una parte di una ricerca un po' più ampia, che forse non la farò fino alla fine perché veramente entrerei in un campo sterminato, quello degli studi giotteschi, così, ma c'è almeno un'altra scena fortissima, così conosciuta, della Cappella Scrovegni, che è la cattura di Cristo. La cattura di Cristo si gioca tutta intorno, non bisogna né mostrare né di ricordarla, tutti la conosciamo, nella tensione ottica, scopica. È questo che volevo dire. Ma ne approfitto proprio di quello che diceva Claudio e anche della tua domanda. Certo, i nostri studi insieme a Roma sono stati veramente fondamentali per me quei anni romani, anche l'insegnamento di Brandi, che ha scritto poi un libro su Giotto. E da Brandi io ho imparato molto dal punto di vista della sensibilità formale, dell'analisi formale, ma non so fino a che punto un'analisi di questo tipo lo avrebbe interessato a Brandi. Penso di no. Ma insomma il tempo passa e i metodi della storia dell'arte vanno avanti, sì, da qui in 20 anni, 30 anni, chissà che cosa inventeranno i nostri allievi, no? Sì, certo. Un'altra domanda di Claudia Ceridia. Claudia, vuoi venire perché noi siamo... C'era un microfono. Guarda, che circolava. C'è un microfono a tua disposizione? Ecco, viene, arriva. Sì, sì. Ecco, sì. Innanzitutto volevo ringraziarti grazie tante, per questa conferenza e mi ha interessato molto questo rapporto così forte e così stretto fra i testi dell'Antico Testamento in particolare e tutto il tema dello sguardo, no? Quindi lì c'è questo rapporto di anche unione, se vogliamo, carnale fra Gioacchino ed Anna attraverso i testi che poi si riflette nello sguardo. E a questo proposito solo una curiosità.
il binomio Gioacchino ed Anna, con questi occhi ravvicinati, ognuno un occhio ravvicinato, a guardarlo così attentamente sembra quasi che arrivino a comporre un solo volto con i due occhi, quasi un po' picassiano, cioè leggermente. E mi domandavo, ma Giotto era consapevole di questo, di voler poi arrivare quasi ad una incarnazione fra i due volti e quindi esprimere il testo, oppure era proprio un'attenzione di mettere a fuoco questi due occhi che quindi risultano vicinissimi fra di loro. E quindi mi incuriosiva questo uso da parte di Giotto, di questo uso degli occhi come elemento, come tu hai molto ben messo in evidenza, come elemento di vedere e quindi dello sguardo, come poi nella figura, che io trovo benissima, non è una megera, quella con il volto in parte coperto, è una figura bellissima, e dove appunto c'è questa esaltazione dell'elemento dell'occhio. Quindi questa è diciamo se tu hai fatto considerazioni oppure è soltanto un modo di guardare che non c'entra nulla. Sempre sul tema, ovviamente, occhio-sguardo e tatto, se vogliamo, perché qui c'è questo rapporto, come tu hai sottolineato, dello sguardo e del tatto. Tu nel libro sull'effetto Pigmalione tu hai molto messo in evidenza tutto il rapporto del vedere e quindi sì, diciamo del vedere, quindi della vista e del tatto, no? E sulla vista tutta la parte che riguardava soprattutto la tradizione di Pigmalione nel 200 e nel 300, l'innamoramento avveniva attraverso la vista, no? E poi dopo, successivamente, a parte il movimento, ma in effetti il tatto, soprattutto con la scultura, emerge. Questo è uno delle riflessioni, mi sembra, che attraversino il tuo bellissimo libro sull'effetto Pigmalione, per poi ritornare alla vista, se vogliamo, nell'effetto Sherlock, no? E quindi, ecco, però sono così riflessioni, considerazioni che ho fatto guardando queste immagini e con questo elemento poi dei testi che mi sembra straordinario, no? Dal testo religioso al testo invece scientifico, se vogliamo, a Pietro Daba, no? Quindi quello proprio si chiude un cerchio straordinario. Quindi grazie molto. Sì. Grazie Claudia. Quello che dici proprio di questa bifrontalità o di questa testa a più occhi o a due occhi mi sembra interessante e anche vero. L'idea, secondo me, in Giotto era proprio di mostrare o di dare una figura all'idea dell'unione e di un'unione miracolosa. Adesso questa unione miracolosa si traduce, e questo si vede molto bene, in una doppia pulsione, se vogliamo parlare con Lacan, pulsione ottica e tattile, e questo particolare lo mostra molto bene, come tutto va insieme, come questa doppia unione fra tattilità e otticità, non so se si può dire, fra pulsione scopica e pulsione tattile, così vanno insieme. E invece la donna velata è sola, poverina, non solo che è sola, ha solo un occhio. Adesso mi ricordo un'altra cosa di Lacan che è molto interessante, ma che si deve leggere con cautela. Lacan dice a un certo momento, in quel famosissimo saggio del seminario 11, non esiste l'occhio benevolo, ci sono solo occhi malevoli. Quello che lui voleva dire, l'occhio è sempre caricato di
tensione. Non è che tutti gli sguardi sono malevoli, spero di no, insomma così. Ma quello che lui voleva dire è proprio sì, lasciamo perdere proprio l'occhio benevole, così ci sono solo occhi caricati proprio, carichi di tensione. Allora dipende in che senso noi leggiamo o che senso diamo a quella tensione. Claudia, scusa. Vieni qui, dillo qui. No, proprio a questo proposito, Vieni per favore. tu a un certo punto hai illustrato l'immagine della velata e l'immagine quella che sta di fronte, Sì. che viceversa è quasi uno sguardo benevolo, perché ha questo sorriso Claudia, bellissimo, Sì. che quasi sottolinea invece l'elemento dell'invidia che in effetti esprime l'immagine della velata, e lei viceversa è proprio radiosissima, con uno sguardo, non per negare la camera, in realtà uno sguardo che non è, insomma, è proprio il contrario, però sottolinea lo sguardo invidioso della figura velata, no? Non so, il rapporto fra queste due immagini forse per Giotto non era così dato per fare due immagini qualsiasi, forse era veramente un po' costruito. Non so. Sì, si potrebbe andare avanti, sì, grazie, sì, mi piace sempre parlare con te perché hai delle idee, entri proprio nel vivo dei problemi. Uno dei problemi sui quali si potrebbe insistere qui è il problema della rappresentazione in profilo, la rappresentazione frontale. Dunque la donna velata è vista da Giotto frontalmente in un rapporto con quello che guarda, un rapporto frontale. Quella della donna sorridente è un profilo, e questo è un problema che Giotto lo sviluppa in un modo molto interessante. C'è anche un bel saggio antico di Maio Shapiro, no? Sulla vista di fronte, quella di profilo, dove lui, se non mi sbaglio, parla proprio della cattura di Cristo, è possibile? Dove sono i due visi che si incrociano, si confrontano, che è una cosa molto strana, perché di solito Cristo, il profilo di Cristo, scusate, è un grande problema della rappresentazione pittorica nella tradizione. Non direi che quasi non esiste, ma quando si rappresenta Cristo in profilo c'è sempre qualcosa da interpretare. Cristo è sempre in maestà, per definizione, così. Dunque c'è materia da sviluppare. Come dici? Nella ferita al Calvario? Sì. È in profilo, sì. C'è un'altra domanda di Daniela Lancioni. Buonasera, grazie per questa magnifica conferenza. Solo una domanda: non può essere un occhio veggente, che è un altro modo di guardare, diciamo, meno fisico, e naturalmente in questo caso così anticipa il dramma che sarebbe accaduto con la crocifissione di Cristo? Non so se ho capito. Sai che nemmeno io. Un occhio, hai detto? No, il corpo, scusa, veggente. veggente. Sì, questo è il... Sì, ho capito. Sì e no, non lo so. Da quello che vedo, quello che mi sembra a me, che nel percorso di Giotto, la storia della salvezza che lui comincia con la nascita di Maria, anzi con la concezione di Maria, c'è questo arresto, questa donna velata, e un arresto, adesso forse sarebbe meglio mostrare tutta la scena. Ecco, allora, come ovvio e come normale, direi, la lettura, la composizione giottesca e la lettura del ciclo di Giotto va da sinistra a destra, sinistra a destra, in un percorso molto complicato nell'arena di Padova, così.
E in questo percorso sinistra-destra, che va fino alla salvazione, al sacrificio di Cristo e così, ci sono degli arresti e questo è un arresto, ma non importa perché la storia della salvezza va avanti, malgrado tutto questo. Penso che il pensiero di Giotto, il pensiero pittorico di Giotto, appoggiato probabilmente su un sapere teologico, sui consigli teologici, andava in questo senso. Col microfono. Il microfono non si sente. Aspetti un attimo. Questo discorso così affascinante sullo sguardo e con una prospettiva che, cioè, Lacan è apparso un po' all'orizzonte di questo discorso, però appunto si capisce anche che la prospettiva va leggermente cambiando e quindi la storia diventa anche un'altra storia. Mi chiedevo, accanto allo sguardo appunto che ho visto nelle dinamiche che ora ci hai illustrato, non c'è una terza valenza dello sguardo, che è lo sguardo di chi guarda l'opera, lo sguardo dello spettatore dell'opera. E questo penso soprattutto appunto a Lacan. E mi viene in mente un testo, secondo me, molto affascinante, anche se con quei versi discutibili, di Horst Bredekamp, le immagini che ci guardano. Quest'idea che chi guarda è catturato dalle immagini ed è comunque in un circuito da cui non può uscire. No, io credo che questo appunto sia un'ulteriore apertura di questo discorso verso nella riflessione che riguarda la psicanalisi e comunque la fruizione del quadro. Sì, aperto. Sì, grazie. Anche questo è un grande problema. Allora, forse, non so, dovrei ritornare proprio all'inizio per far vedere. Allora, il posto dello spettatore nell'arena di Padova è senza dubbio una cosa molto importante, ma molto complessa, perché si tratta di un ciclo iconografico di grande complessità. Ecco. Allora, il suo posto, in principio, diciamo, è nell'interno di questa rete di immagini, perché certo lo spettatore può passeggiare, può soffermarsi e si deve soffermare. Si soffermava un po' di più all'epoca, dove non c'era la televisione, non c'era la pubblicità, non c'era niente, o quasi niente. Allora lo spettatore, quando entrava in una cosa così, aveva la capacità di assimilare e l'interesse di soffermarsi, certo, di fronte a ciascuna delle scene, ma anche di vedere il complesso. E in questo complesso, penso dal punto di vista teologico e anche dal punto di vista formale, c'è il Pantocratore lì sopra, e a quello che si rapporta tutto alla fine, per farla breve, ma il discorso è molto più complesso. Che cos'è che il Vasari non amava di questi sguardi? Cioè, perché il Vasari rimaneva sconcertato? Non gli piaceva proprio l'anatomia, il bulbo oculare. È vero, io ricordo anche da ragazzo, molto prima di venire in Italia, dove mi sono formato, lo shock culturale dell'Italia è stato fondamentale, senza dubbio. Ma ricordo da ragazzino a casa, i miei avevano una biblioteca, c'era un album dove c'era, non so se era di Giorgio, e a me mi sembrava molto curioso, forse come Vasari, questi occhi un po' triangolari così colpiscono dal punto di vista della resa anatomica. Non è una cosa facile da assimilare e da accettare. Penso che per Vasari era la stessa cosa. Sono delle frecce, hanno un'attenzione. Esatto, sì. Posso fare una piccola domanda? Non vorrei uscire fuori dal tema.
No, non vorrei uscire fuori dal tema, però lei a un certo punto mi ha fatto vedere un'immagine di Adamo ed Eva nella rappresentazione del peccato originale, con Adamo che ha una mano sulla gola. Sì. Io vengo da Ancona e in Ancona abbiamo il Palazzo degli Anziani dove c'è una rappresentazione del peccato originale e anche lì c'è la stessa iconografia, cioè la mano sulla gola. Tant'è vero che è stato oggetto di una mia riflessione, una mia attenzione e ho finito per attribuirgli un qualche valore simbolico, insomma, perché come dicevamo prima, negli sguardi, negli gesti sono mai casuali, ma sono sempre densi di significati ulteriori. Lei ha una qualche interpretazione su questa mano? Ma no, appunto questa, dunque, da quello che vedo, non ho studiato a fondo fonti, ma l'immagine secondo me è così ovvia, no? Con questi due nudi e poi con questo abbraccio di questi due signori, insomma, che si abbracciano tutti vestiti così, che salta negli occhi, dunque e la nudità di Adamo e poi la mano alla gola mi è sembrato ovvio. L'ho seguita poco l'iconografia, ma mi sembra molto plausibile. Victor, grazie tantissimo, veramente strepitosa conferenza. Volevo chiederti se potresti per cortesia articolare ancora, per tornare, anzi a ripartire dalla prima domanda che ti è stata posta, ma in un'accezione leggermente diversa, cioè partire ancora dal chiasma. Tu hai evocato la circolazione pneumatica, che evidente è, come hai detto, in osculos quidem oros, però hai anche evocato la circolazione pneumatica, per cui tra gli spiriti, nello sguardo, e parlando nella tradizione dell'epoca, per cui dei flussi visivi, che però questa circolazione tra gli sguardi, e non solo tra gli sguardi, ma dello sguardo in se stesso e poi riproiettato, riflesso fuori nella struttura stessa del chiasma, che incrocia evidentemente la corteccia primaria alla retina e poi fuori si ririflette, cioè è un continuo riflesso di riflesso, allora che è conosciuta già in Omero e nella tradizione orientale. Allora volevo chiederti, perché ne abbiamo parlato tante volte, e anzi qualcosa che io ho appreso da te, se potevi articolare ancora un po' su questa cosa della circolazione pneumatica tra gli sguardi, al di là della tradizione, proprio solo dell'epoca di Giotto. Sì, ma nell'epoca di Giotto questa circolazione pneumatica è importante, soprattutto nella letteratura, nella poesia del Dolcezil Nuovo, dove l'innamoramento proprio si traduce in un rapporto visivo, e lì ci sono tante cose. Quello che è forse interessante è che questo tema scopico, diciamo, è così sviluppato nella poesia, ma da quello che io sappia non vedo studi di storia dell'arte, della figurazione, che sviluppino proprio il tema della circolazione pneumatica, come qui in Giotto. E più tardi, dunque, è un tema filosofico, un tema letterario che va fino al 400 con Marsilio Ficino, no? Sulla base neoplatoniche, dunque il tema è sempre presente. Nelle arti figurativi proprio il problema è che in questo contesto si avrebbe dovuto proprio rappresentare lo sguardo e il flusso pneumatico attraverso dei mezzi figurativi, e questo non è così facile. Questo non è inesistente, ma non è facile. È molto più facile raccontarlo in una bella poesia o in una dissertazione filosofica, come fa Ficino, così, che rappresentarlo proprio con dei mezzi ottici.
Prego, sì. No, molto banalmente, invece io volevo chiedere a Victor Stoichizza, che accennava che questa conferenza di oggi fa parte di una ricerca più ampia, appunto se ci vuole anticipare il tema di questa ricerca e quali territori esplorerà. Si rivolge a me o a te? A te? A me? Sì, no, non ho capito, pensavo che fosse nel ciclo delle conferenze, perché mi sono confuso un po' un momento. Nella mia ricerca, le tensioni scopiche sono molto spesso presenti, l'effetto Sherlock per esempio, ma a un altro livello così. Da questo punto di vista, questo saggio su Giotto, in una forma un po' più ampia, proprio questo saggio, fa parte di un libro che è già uscito in francese, che è un libro sul corpo, insomma, che ha anche un sottotitolo, anatomie, lasciatemi pensare un po', difese e fantasmi. Vabbè, grande tema. E questo libro è adesso in lavoro presso la casa editrice Bordeaux, dove l'editore è qui, e ci sarà lì. E proprio in questo tomo ci sarà probabilmente, non abbiamo deciso tutti i particolari, anche un saggio sulla cattura di Cristo. Dunque solo questi due, perché per dirla Andrea chiaramente non me la sento, proprio l'avevo accennato, di buttarmi proprio in una ricerca giottesca proprio molto profonda. Mi attira, ma non so se le forze e l'età mi lascerebbero proprio il tempo di farlo, ma ci saranno questi due saggi, sì. Qualcun altro vuole fare domande? Prego. Chi è? Prendi il microfono. No, mi sembrava, chiedo scusa, mi sembrava che un collega avesse... No, mi ero sbagliato io. Allora, cari amici, se, come mi sembra, non vi sono ulteriori interventi, possiamo considerare, non dico concluso, perché questo tipo di riflessioni e di ricerche sono costantemente in corso, però conclusa perlomeno la serata. Mi permetto soltanto di dire che, essendo presente l'amico editore della casa editrice Bordeaux, che a chi ha seguito certamente, cioè tutti noi, con interesse e grande attenzione, allora mi sia permesso segnalare a chi non lo avesse ancora letto il libro che l'editore Bordeaux ha tradotto di recente, il libro autobiografico di Victor Stoichita, che si chiama Oublié Bucarest nella versione originaria francese, e si chiama invece Ritorno a Bucarest, un po' quasi invertendo, ma c'è un senso naturalmente, il titolo originario francese nella traduzione italiana, che è un testo che per chi segue e ammira gli studi di Victor Stoichita di enorme interesse, un libro molto bello che qualunque cultore delle belle arti e della storia legge con grande interesse. Nel terminare il nostro incontro mi permetto di creare un piccolo anello di continuità annunciando il prossimo incontro della visione. Si terrà a fine gennaio, poi sarà annunciato nelle sedi opportune, e un'altra grande personalità della cultura del nostro tempo, e cioè Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Ravasi, terrà una conversazione e riteniamo proprio sull'onda dell'impegno e dell'affetto che questo nostro ciclo di conferenze vuole dare a ciascuno di noi. Il Cardinale Ravasi sarà introdotto in particolare
dal nostro accademico Pio Baldi, che è qui presente in prima fila, e un rapporto di profonda amicizia e condivisione lega queste due personalità, e l'amico Baldi accompagnerà Sua Eminenza Ravasi nell'incontro che si terrà qui, che speriamo veda tutti i presenti coinvolti ed interessati. Oggi è il che giorno è? 18 novembre. No, ma avevo pensato di farci gli auguri di Natale un po' presto, però no, vabbè, però se guardiamo alle pubblicità della televisione, io vedo che già adesso ovunque già si parla del panettone, si vede già in tutti i mercati, eccetera, quindi possiamo pure introdurci. Il primo amico a cui facciamo gli auguri di Natale è Victor Stoichita, e poi ce li faremo chissà quante volte, spero, e ce li ripeteremo. Repetita Juvent, dico bene? Ma mi sembra. Vabbè, insomma. Grazie cari amici.